Petrolchimico, martedì prossimo 12 aprile, incontro tecnico dei sindacati a Roma al Mise con i vertici di Eni per avere garanzie sul futuro del comparto in vista dell'annunciata chiusura dell'impianto di cracking. A noi interessa soprattutto che l'incontro produca un cronoprogramma sugli investimenti che Eni ha promesso a Marghera, che garantisca ovviamente con gli investimenti che verranno fatti a Marghera nella logistica, perché grazie alla logistica manterremo in funzione anche gli stabilimenti di Mantova, Ferrara e Ravenna. Ci ha promesso ovviamente tutta una serie di cicli produttivi per mantenere in vita il petrolchimico e le attività industriali. Ovviamente la nostra preoccupazione è quella di essere vigili, è quella che queste cose vadano fatte in fretta. Intanto, con l'annuncio del comune dell'acquisizione dello storico capannone, per il cui restauro si parla di oltre 300.000 euro di investimento per un nuovo parcheggio e per l'impianto di condizionamento e riscaldamento, il sindacato ha già chiesto un incontro con Cafarsetti. Diremo al comune, dove abbiamo chiesto un incontro, che quello lì vada mantenuto e valorizzato, in modo che si possa dire anche alla città di Venezia, dico anche Veneto, l'importanza di un luogo storico che ha rappresentato uno dei petrolchimici più grandi, più importanti d'Italia. Oltre a quello storico, a dare lustro e valore al capannone i graffiti al suo interno e dipinti dagli stessi operai, tra i quali spicca quello in memoria di Giuseppe Taliercio, il dirigente della Montedison rapito e assassinato nel 1981 dal gruppo delle Brigate Rosse, il cui corpo privo di vita venne fatto ritrovare proprio a ridosso dello stabilimento. Quadri che riprendono momenti importanti della storia del petrolchimico,